La morte di una ragazza, una diciottenne, dopo il vaccino di AstraZeneca, sempre che apriamo e chiudiamo le parentesi, l'indagine possa appurare che le cause siano dovute a questo tipo di vaccino, riapre il tema appunto sull'inoculazione da parte dell'azienda farmaceutica di Oxford. A questo proposito, leggiamo anche le ultime note che arrivano, sembra che gli under 60 che hanno avuto la prima dose di AstraZeneca faranno il richiamo con il vaccino a mRNA, ovvero Pfizer o Moderna. Questo è quanto si apprende dall'orientamento del CTS, che sarà formalizzato nelle prossime ore. Gli esperti stanno ancora discutendo sull'età al di sotto della quale il richiamo sarà appunto con Pfizer e Moderna, che sarebbe tra i 40 e i 60 anni. Per la seconda dose invece è raccomandato continuare a usare AstraZeneca per chi ha più di 60 anni. Questa è la notizia di oggi, ne vorremmo discutere però con i nostri esperti, a cominciare da Marco Confalonieri, professore direttore della pneumologia della SUGI, ovvero Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Buonasera. Buon pomeriggio a lei. Allora, Confalonieri, prima domanda è anche perché molti nostri telespettatori ce lo chiedono. AstraZeneca alla fine è sicuro oppure no? Vedendolo in ottica di numeri, puramente di numeri. Innanzitutto non è stato dimostrato neanche in questo caso che la trombosi che si è avuta sia legata all'uso del vaccino. Certamente è giusto indagare, è giusto capire, ma non è stato spiegato da nessuno fino adesso come mai ci sono state alcune trombosi, sembra associate a trombocitemia, non c'è spiegato neanche nel report di EMA, che è diciamo, l'ente regolatore europeo, che pure aveva dato l'ok ad AstraZeneca. Io sarei stato un pochettino più prudente nell'interpretazione rispetto a quello che si è visto oggi su tanti giornali, prima pagina, per cui poi si viene a sapere che diciamo, gli open day di vaccinazione sono un qualcosa di cui bisogna scusarsi, mentre solo il giorno prima era un qualcosa di cui gloriarsi. Io penso che un fatto che è davanti agli occhi di tutti è che di fronte a milioni di vaccinazioni con AstraZeneca piuttosto che con altri vaccini, io non sono qui a fare il difensore di uno o dell'altro vaccino, ma più che altro a sottolineare un fatto: le vaccinazioni ci stanno portando poco per volta fuori da questa tremenda pandemia che ha fatto moltissimi morti, questi sì, con ben chiaro meccanismo e ben chiare motivazioni. Certo. Però, professore, è anche vero una cosa, è vero che ci troviamo davanti a una pandemia che non avevamo affrontato, è vero che ci troviamo davanti a dei vaccini che tuttora continua la sperimentazione, poi parleremo anche di Reitera a questo proposito, che l'ha visto protagonista in diretta appunto, l'abbiamo anche interpellata varie volte. Però tutti questi cambiamenti, il fatto che prima i giovani, adesso invece gli over 60 andrebbe AstraZeneca, gli stessi diciamo, silenzi anche di comunicazione da parte di AstraZeneca non possono instillare dei dubbi e delle incertezze anche nelle persone e quindi da lì anche la scarsa adesione magari in determinate fasce d'età per i vaccini. Ma in effetti mi chiedo se noi in Italia lo stiamo facendo apposta oppure è un macro gioco. Di fatto le posso assicurare che il primo ministro Merkel si presenta in pubblico sempre con lo stesso medico. Qui c'è la gara, diciamo, a dire ciascuno la propria anche quando le cose non sono state documentate o verificate. Io ho molte perplessità su questi cambiamenti di umore del nostro paese, quasi proprio fosse un paese che, come si ricorda la vicenda di Vermicino, vive di emotività e di improvvisazione. Io preferirei appunto che ci fosse metodo nell'affrontare tutte queste tematiche, anche quando ci sono dei dubbi scientifici che vadano ad approfondire con il metodo giusto, se no diventiamo tutti succobi
dell'emotività di mezz'ora prima rispetto a mezz'ora dopo. È veramente questo che non può non portare sconcerto nella popolazione, più che il fatto in sé, perché il fatto in sé comunque può succedere con qualsiasi farmaco, in qualsiasi situazione, ma Sì. ovviamente la concomitanza non c'è e la dimostrazione deve essere dimostrata. Le chiedo da dottore, anche da professore, quando è che ci si deve invece preoccupare quando ci sono determinati effetti collaterali? Ecco, quelli sì, perché magari il nostro effetto collaterale primario è quello psicologico in questo momento, immaginiamo, no? Oddio, non voglio farmi AstraZeneca, però qual è il momento in cui magari ci si deve preoccupare maggiormente che qualcosa non funziona? Anche per spiegarlo ai nostri telespettatori. Beh, in questo momento bisogna comunque difendersi anche un po' dalla pandemia emotiva, questo sicuramente siamo tutti provati. Noi abbiamo avuto come pneumologia di Trieste 800 pazienti con gravissima polmonite, di cui c'è stata una percentuale di decessi non bassa, comunque il 13,2%, ovviamente per la maggior parte anziani con comorbilità, ma si è trattato di un'importante pandemia anche dal punto di vista sanitario. Noi dobbiamo preoccuparci dal punto di vista degli effetti collaterali quando questi ci sono. Se non ci sono, mi sembra che non bisogna andare a cercare a tutti i costi, nel senso che se uno dopo 4 giorni dalla vaccinazione sente un dolore allo stomaco perché comunque è stato già soggetto a gastriti, io direi non pensiamo in prima battuta sempre solo al vaccino, ma chiaramente se poi dopo questo dolore allo stomaco dura per più giorni, sto facendo un esempio, Sì. si rivolge al proprio medico, come Sì. tutte le cose. Certo. Il dolore o l'arrossamento del braccio sono cose che avvengono anche con altri vaccini, qualche vaccino anche non AstraZeneca ovviamente lo dà abbastanza spesso, ma sono effetti di bassa entità. Per quanto riguarda il discorso della problematica delle trombosi, è una problematica che ci sono sintomi e segni che devono comunque portare la persona, indipendentemente se uno è stato vaccinato o meno, a rivolgersi al proprio medico, ma questo in un modo diciamo ragionevole, non mi metterei ecco, a rincorrere tutta una serie di ragionamenti che si vedono anche in queste ore sui giornali o in televisione. Certo, ognuno conosce anche il proprio corpo, ognuno riesce a capire, a comprendere se c'è qualcosa che non va, anche, come lei ha detto, è inutile fare tante mille casistiche. Adesso si parla di questo cambiamento, io le chiedo a lei che ha studiato anche il vaccino, per esempio Reitera, ha condotto la sperimentazione, parleremo tra poco per sapere a che punto siete. E lei che studia appunto i vaccini, è giusto cambiare la seconda dose? E anche per spiegarlo, ha un cambiamento, potrebbero esserci degli effetti minori cambiando da AstraZeneca a Pfizer, se così dovesse essere, oppure Moderna? Allora, dobbiamo sapere che tutti i vaccini in uso nel mondo occidentale, tutti, si rivolgono verso un unico punto del virus, ed è un punto del virus che è relativamente poco sensibile alle varianti, cioè è la proteina S, cioè la chiave che entra nella serratura delle nostre cellule. Se il virus varia, modifica questa chiave troppo, non funzionerà magari il vaccino, ma non funziona più neanche il virus. Quindi, in altre parole, abbiamo visto anche in Gran Bretagna c'è stato un relativo aumento di nuovi casi di importazione, soprattutto di varianti indiana, soprattutto, ma questo non ha portato a un aumento di ricovero di mortalità in Gran Bretagna, dove tra l'altro si usa praticamente esclusivamente AstraZeneca. E quello è un paese che rimane comunque avanti un po' a tutto il resto dell'Europa per immunizzazione della popolazione e drastica riduzione di ricoveri e di decessi. Quindi sostanzialmente se io domani da AstraZeneca dovessi vaccinarmi a Pfizer o Moderna,
non cambia nulla, va bene lo stesso. No, è sempre una vaccinazione contro la proteina S, Ecco, per cui non cambia niente. questo è fondamentale diversa spiegarlo alla se gente. parlassimo del vaccino cinese. Invece è necessaria la seconda dose? Ma ciascun vaccino dà un'immunizzazione, garantisce un'immunizzazione secondo il tipo di vaccino con una o due iniezioni. Certamente per quanto riguarda AstraZeneca si è sempre detto che è stato sperimentato con due immunizzazioni, così pure due vaccinazioni sono necessarie per i vaccini tipo Moderna e Pfizer, mentre Johnson Johnson si sa che è sufficiente uno solo. Senta, le chiedo l'ultima cosa, l'avevo annunciato, su Reitera a che punto siete? Su Reitera siamo in attesa dei risultati ufficiali, i risultati che abbiamo di tipo ufficioso, quindi ricavati dai singoli pazienti che hanno partecipato, sembrano molto buoni, nel senso che chi ha voluto fare il test degli anticorpi, quindi della sierologia, ha trovato veramente alti titoli di anticorpi e quindi si suppone che il vaccino stia funzionando già con la prima dose. Certamente anche qua, per una problematica di tutt'altro tipo, la Corte dei Conti era stato detto addirittura che lo Spallanzani non era più interessato, c'era detto che non funzionava il vaccino, ma la chiacchiera è una cosa, il fatto è un altro. Io penso che i dati che abbiamo fino adesso ci parlano di un vaccino sicuro e comunque efficace. Aspettiamo però i risultati ufficiali. Veramente ancora 20 secondi per lanciare la pubblicità, quindi approfitto per chiedere, visto che si ritarda ancora a vaccinare soprattutto gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni, se non si vaccinano queste fasce d'età, rischiamo qualcosa da settembre se non si vaccinano subito, visto che loro sono portatori e trasmissori del virus? Sì, sappiamo tutti che in questa fascia d'età il rischio diretto non c'è, mentre invece è un rischio per i nonni, per i papà che questi ragazzi hanno. Quindi è un modo per fermare la diffusione e quindi anche una prossima ondata e sembra che sia un obiettivo che sia alla portata della nostra società. Io la ringrazio Confalonieri per essere intervenuto e le auguro buona serata. Buonasera a lei, arrivederci. E questo mi offre anche lo spunto poi per parlare degli adolescenti, parleremo di questa fascia d'età 12-15 anni quando dovrebbe partire appunto a breve il vaccino, sappiamo già che c'è l'ok da parte dell'EMA e dell'AIFA, lo parleremo dopo la pubblicità insieme a un esperto, una pediatra. Pubblicità. Eccoci tornati in collegamento con Screenshot, puntata dedicata al dilemma su AstraZeneca, sicuro o no, però abbiamo parlato anche con Marco Confalonieri che nella prima parte, lo ricordiamo, direttore pneumologia della SUGI, di azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina, e ora vogliamo però parlare anche dei giovani, dei giovanissimi, a fascia d'età dai 12 ai 15 anni, quindi vogliamo chiamare in causa i pediatri. Dovremmo avere in collegamento con noi Annalisa Someda, pediatra, che fa parte del consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera, grazie dell'invito. Allora, ringraziamo lei per essere intervenuta in questa trasmissione perché è anche importante dare la possibilità, la voce a voi pediatri per poter sciogliere qualche dubbio, soprattutto in questo momento ai genitori che stanno ascoltando. Sappiamo benissimo che l'adesione è stata piuttosto bassa tra gli over 50 e 60, molto più alta è stata per quelli degli under 40. Secondo lei, io le chiedo anche, visto che ha a che fare con i giovani, come mai? L'adesione è stata molto buona e speriamo che continui ad esserlo perché i giovani hanno capito l'importanza di questa vaccinazione, sono stati rassicurati dalla bontà del vaccino, dalla sicurezza e dall'efficacia di questo vaccino che si spera perduri nel tempo molto più a lungo di quanto adesso siamo sicuri che duri.
e devo dire che è arrivata anche in un momento ottimo per quanto riguarda il tempismo. Questi ragazzi stanno finendo la scuola e hanno come prospettiva le vacanze. Sicuramente loro vogliono essere liberi e vogliono essere non più tacciati di untori come è successo quando gli è stato dato una specie di via libera parziale, ma per quanto loro possano capire la parzialità di questo via libera, e li abbiamo condannati perché sono usciti, si sono assembrati. Ma è nella natura umana e deve essere nella natura umana l'aggregazione, l'atteggiamento che hanno in questo momento dopo tanto periodo di reclusione, chiamiamolo proprio così. È fondamentale fare in modo che i nostri ragazzi possano socializzare, d'altronde la presenza è importante, anche se sappiamo, insomma, che abbiamo discusso in tutte queste puntate che anche la didattica a distanza, se integrata insieme alla presenza, può essere un ottimo strumento. Però lei ha usato anche una parola giusta, è stato dato degli untori a queste ragazze e poi sono stati condannati poi da un certo punto di vista. Però è anche vero che gli adolescenti sono dei trasmissori di questo virus. Certo, loro hanno un quadro di asintomaticità che li rende proprio dei serbatoi del virus. Questo è molto pericoloso per loro, per una contagiosità interna al gruppo dei pari, che comprende anche ragazzi con patologie non note, con situazioni delicate di cui loro molto spesso non parlano. E poi nei confronti dei loro genitori, dei loro nonni, a cui tengono tanto, giustamente, e un po' di tutta la collettività. Senta, io le chiedo, visto che il tema è AstraZeneca oggi, secondo lei ci potrebbero essere dei contraccolpi per questi casi, che lo diciamo, l'abbiamo detto anche all'inizio di questa puntata, si contano sulle dita di una mano comunque, però va anche espresso le condoglianze per quanto accaduto, anche se deve esserci un'indagine per appurare che tutte queste morti siano collegate a questi vaccini. Ma ci possono essere questi contraccolpi per i casi di trombosi, nella psicologia anche di qualche mamma? Non so se qualcuno le è venuto a chiedere, ma è sicuro, non è sicuro questo vaccino? Il vaccino AstraZeneca è un vaccino che non viene fatto nei giovani e a maggior ragione non viene fatto nelle giovani donne, nelle giovani ragazze. C'è una controindicazione forte e quindi da noi soprattutto, questo posso garantirlo, non verrà eseguito in questa fascia d'età il vaccino AstraZeneca. Il vaccino disponibile è il vaccino Pfizer al momento. Successivamente, non appena ci sarà l'approvazione anche regionale, la delibera che lo consentirà, sarà disponibile anche il vaccino Moderna, ma per il momento l'unico vaccino per queste età è il Pfizer. Voi pediatri siete pronti a fare la vostra parte? Vi hanno coinvolto per questo inizio di inoculazioni nelle fasce d'età giovanili? Guardi, io credo che adesso sia importante chiarire questa cosa. Al momento noi siamo stati coinvolti sicuramente nel progetto di promozione di questo vaccino che verrà eseguito negli hub vaccinali e per ora non saremo noi gli esecutori. Questo è quello che a oggi potrebbero cambiare le cose. Noi saremo sicuramente disponibili a promuovere con le famiglie, perché di queste dobbiamo parlare, la vaccinazione ed eventualmente anche in modo volontario o no, lo decideranno per noi nell'esecuzione proprio della vaccinazione stessa. Comunque il dosaggio rimarrebbe, quindi lei mi ha detto, insomma, dovrebbe essere Pfizer oppure Moderna, rimarrà quello delle 2 dosi, giusto per spiegare anche ai nostri telespettatori. Sicuramente saranno 2 dosi a distanza minima di 21 giorni e questo è quello che è allo stato delle cose. E si sta già parlando di una terza dose per gli adulti e nel tempo probabilmente servirà una terza dose anche per i ragazzi. Senta, lei al posto della situazione, le mamme chiedono, si informano, cosa è successo in tutte queste settimane? Magari anche dopo il via libera da parte di EMA e di AIFA. È successo che le mamme hanno chiamato tanto per sapere
se farlo o non farlo, e poi hanno richiamato subito dopo, perché ancora tra i 12 e i 15 anni, che è la fascia che interessa i pediatri di libera scelta, non è stato dato il via libera per questioni burocratiche, non assolutamente non di sicurezza. E quindi si informano, chiedono, vedo che hanno molta fiducia nel nostro parere, che è ovviamente favorevole. Ecco, lei che consiglio si sente di dare? Magari adesso mancano 2 minuti al termine della nostra trasmissione, magari, non lo so, direttamente anche ai genitori, visto che comunque c'è una fascia d'età che in questo momento dai 16 ai 20 anni, e poi sappiamo anche dell'ultima ragazza, il decesso che c'è stato, di questa ragazza di 18 anni, ma lei cosa si sentirebbe di dire come pediatra ai genitori? Nel caso in cui ci fossero magari delle situazioni in cui non andassero bene perché ci sono degli effetti collaterali? Allora, gli effetti collaterali sono previsti, sono al 99% effetti collaterali lievi, che sono da mettere in conto per ogni vaccinazione. Ecco, cerchiamo magari di spiegare quali possono essere questi effetti collaterali, più o meno. Allora, gli effetti collaterali sono la dolenzia al braccio nella sede dell'inoculo, un senso di malessere, di stanchezza, qualche dolore muscolare, dolore osseo e tutto sommato tutto qui. Questo però è molto frequente, ce lo dobbiamo aspettare. Mentre gli effetti collaterali più importanti sono veramente rarissimi, rari, soprattutto in percentuale al numero delle vaccinazioni. Ecco, lei quindi ritiene insomma che vaccinarsi è importantissimo, anche perché fino adesso ha impedito chissà quante altre migliaia di morti, visto che ne abbiamo avute tante e se non sbaglio forse siamo la seconda in Europa dopo la Bulgaria, da quello che ho letto. Sicuramente, vaccinarsi è importantissimo e le famiglie, i genitori sono molto in confidenza con le vaccinazioni, perché fin dal secondo mese di vita loro portano i loro bambini alle vaccinazioni previste, alcune obbligatorie, altre no, e quindi è un po' più semplice parlare con loro di vaccinazioni. Ecco, comunque lei fa parte anche del consiglio dell'ordine dei medici, magari tra di voi ne avrete anche parlato, ma perché secondo lei over 50, over 60, togliendo quelli che sono invece ottantenni, novantenni che hanno aderito in gran parte, si raggiungono cifre degli 80%, 90%, invece deludono più quella fascia d'età, secondo lei? C'è una questione culturale, una questione generazionale? No, io credo che ci siano stati dei messaggi non chiari, non precisi. E poi l'accesso a internet ha complicato un po' le cose e le voci di corridoio, il parlare tra di loro ha sicuramente creato delle false comunicazioni non corrette che hanno spaventato. Sicuramente in questa fascia d'età che ha meno confidenza con la vaccinazione, l'emotività ha giocato tantissimo. Io spero che adesso riescano a capire che con questa vaccinazione e con le misure di distanziamento, la mascherina e l'igiene delle mani, potremo evitare una terza ondata. Questo deve essere chiarissimo e deve essere il nostro obiettivo. Bene, io la ringrazio dottoressa per essere intervenuta alla nostra trasmissione, è stata utile anche, immagino, per tutti quei genitori, mamme, papà, insomma, che ci seguono quotidianamente e seguono Screenshot. Grazie mille, buona serata. Grazie, grazie a voi. Allora, io vi ricordo l'appuntamento innanzitutto con Screenshot a partire da mercoledì, di nuovo torneremo in onda. Notizia del giorno, mi mancano solo 30 secondi, approfitto, quello con cui abbiamo aperto oggi, praticamente in questa puntata di approfondimento dei nostri notiziari, è quello dell'orientamento del CTS per fare in modo che gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca faranno il richiamo con il vaccino mRNA. Cosa sarebbe praticamente, ovvero Pfizer o Moderna. Questo sarebbe il richiamo, almeno le intenzioni, per chi ha tra i 40 e i 60 anni. Per invece per la seconda dose è raccomandato continuare a usare invece AstraZeneca per chi ha più di 60 anni. Bene, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.